C'entro anch'io, c'entro anch'io. Un nuovo appuntamento con Centro Anch'io, ben trovati a tutti. In apertura di puntata vogliamo raccontarvi oggi il villaggio prealpino e la Stocchetta. Il villaggio nacque a nord della città per volontà di padre Marcolini, artefice dei villaggi sorti dagli anni 50, laddove prima era aperta campagna. In 14 anni si è completata l'opera di edificazione di quasi 450.000 metri quadrati. La stazione della metropolitana prealpino è il capolinea nord. Sono attive 2 scuole dell'infanzia, una scuola primaria e una secondaria di primo grado. Vi è la presenza di un cinema-teatro, una biblioteca, 2 parchi comunali, un'area dedicata al mercato rionale e tante associazioni. La località Stocchetta inferiore è riferita al piccolo nucleo storico delimitato a est dalla strada Triumplina e a ovest dal fiume Mella. A nord la roggia Massarola, ora quasi tutta coperta, la separa dalla Stocchetta superiore di Concesio. Gli abitanti attuali del quartiere sono oggi circa 4.500. Oggi siamo saliti sul Belvedere di Firenze a Piazzale Michelangelo per chiedere questo proverbio a chi abbiamo incontrato. Val più tanta in Puciuche e möce de consei. Monica, ciao, ben trovata. Buongiorno. Ciao, di dove sei, Monica? Del Trentino. È in vacanza qui? Sì, qualche giorno. Dedicaci qualche secondo della tua preziosa giornata. Non è facilissimo, dai, prova a leggere. Val più tant en puciu ken moc ken moc de consei. Bene. Quasi tutto giusto, a parte questo moc, ma che ci sta, a Val di Fiemme non è che uno può pretendere di conoscere il dialetto. Val più tante è un pucciù che è möc de consei. Cosa hai capito? Allora, che è un mucchio di consigli, sicuramente la seconda parte. E vale di più uno spintone che un mucchio di consigli. Sì, esatto, cioè come dire dammi una mano. Fai come ogni tanto mia moglie, che dico mi dai una mano, no ti do un consiglio, no dammi una mano per favore, il consiglio magari la prossima. Giusto, è vero. Si apprezza di più, insomma, qualcuno che fattivamente ti dà una mano piuttosto che... Più che altro i consigli da una parte sono utili se vengono da qualcuno che effettivamente ha esperienza. Oh, guardate qua, altri giovanotti, altri ragazzi, ci fa piacere, possiamo sapere i vostri nomi? Sofia, Bernardo, Chiara, Maria Cristina. Oh, vediamo, che bravo, lo facciamo pure venire alla lavagna, vai, questo è difficiletto, Vai, cioè, prova a leggere qui, vai. Val più tant en puciu Bravo, bene, metà strada. ken moc de consei. Möc. Ken moc de consei. Ok, cosa hai capito? Nulla? Vabbè, Nulla. dai, tanto. Val più tant vale di più. Vale più tanto, vale di più, bravo. Poco, no, en puciu. È un puciù, e se qui lei dovesse darti un puciù, vuol dire che una spinta. Vale Più una spinta. che un calcio? No, un moc. Tanti consigli, non lo so. Sì! Sì, come ha fatto? La consigli alla fine, Moccio sarà molti, non lo so. Mamma mia, questa è offrire la pista a tutti, è vero, vale di più una spinta che un mucchio di consigli, come a dire dammi una mano e smettere di parlare. Ok. Non l'avrei mai capito. Bravo, mamma mia che ragazza di cultura che vi portate a spasso, ragazzi. Non so dire, Sì, la seconda è tua allora. A posto, da Firenze è tutto, grazie, ciao e forza Napoli anche.